Il commissario europeo per l'ambiente Sinche dà il suo parere negativo alla costituzione del rigassificatore a Porto Empedocle in risposta alle tante interrogazioni parlamentari fatte. Continuano i commenti sulla restituzione del titolo di Agrigento Capitale della Cultura 2025 espresse dal sindaco Miccichè, il parere del parlamentare Pisano. Dura presa di posizione del segretario provinciale del PD di Paola contro le strumentalizzazioni fatte dal centrodestra verso i rappresentanti del partito di Agrigento. Sit-in di protesta stamani a Palermo contro le criticità del servizio sanitario in Sicilia. Manifestazione contro la violenza sulle donne ieri a Licata. Interessante convegno a Canicattì su uva da tavola, cambiamenti e sinergie. Settima edizione della Fortitudo School Cup, oggi al Palamoncada. L'Agragas pareggia in casa con la Cirreale, la Profavara in trasferta con il Marineo pareggia, la Fortitudo Moncada vince in casa contro il Bologna. Intervista al DS Maier. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. Il commissario europeo per l'ambiente, il lituano Sinche, ha risposto a una delle tante interrogazioni parlamentari alla Commissione europea, stimolata dal movimento contro il rigassificatore di Agrigento, esprimendo il suo parere negativo. Il servizio. Il commissario europeo per l'ambiente, il lituano Virginijus Sinkevičius, ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata dalla Commissione europea lo scorso 6 febbraio dagli europarlamentari di 5 Stelle. Interrogazione sollecitata e stimolata dal movimento contro il rigassificatore di Agrigento. Un'analoga interrogazione era stata presentata dall'europarlamentare del PD Pietro Bartolo in data 21 febbraio e da diversi europarlamentari verdi, tutti sollecitati dal Movimento per la Sostenibilità e contro il rigassificatore di Porto Empedocle a ridosso della Valle dei Templi, sito UNESCO. I parlamentari hanno rilevato tra le tante cose il progetto è obsoleto, risalente al 2004, l'autorizzazione è stata data nel 2009 con il decreto della Regione scaduto. Nel 2023 la Regione ha prorogato tout court l'autorizzazione senza rinnovare i permessi previsti dalla normativa europea. L'impianto di rigassificazione dovrebbe sorgere vicino al centro abitato di Porto Empedocle, una cittadina di 15.000 abitanti che vede nelle vicinanze una scuola pubblica materna vicino a 700 metri. L'impianto dovrebbe sorgere a ridosso della Valle dei Templi, sito UNESCO, e il gasdotto attraverserebbe il parco archeologico di Agrigento. Il commissario europeo all'ambiente, nella risposta dello scorso 5 aprile, ha rimarcato l'aspetto non attuale della procedura della valutazione ambientale, ha affermato testualmente, al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione per un progetto, l'autorità competente si accerta che qualsiasi procedura di valutazione dell'impatto ambientale, meglio conosciuta come VIA, sia ancora attuale. La VIA per il rigassificatore di Porto Empedocle è stata adottata dal Ministero dell'Ambiente in concerto con il Ministro dei Beni Culturali il 29/9 del 2008, cioè ben 16 anni fa. È assurdo pensare, continua nel suo parere il commissario europeo, che possa essere attuale una via vecchia da 16 anni, quando i cambiamenti ambientali, climatici, avvengono continuamente, a volte da un giorno all'altro. Questo parere, di cui il governo Giorgia Meloni e quello di Schifani non potranno non tenere conto, alimenta le speranze da chi, enti, associazioni, movimenti e singoli cittadini, da 20 anni lottano per evitare l'ignominia e il ludibrio da parte del mondo della cultura sugli italiani tutti che si dovesse realizzare l'indecoroso progetto. Questo quanto affermato dai componenti del Movimento per la Sostenibilità del Territorio di Agrigento, tra questi il presidente Alessio Lattuca e il componente Gaetano Gazziano. Continua a far discutere la proposta provocatoria del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè di restituire il titolo di Agrigento con la Capitale della Cultura 2025 per la mancanza di acqua. Abbiamo sentito in merito il parere dell'onorevole Lillo Pisano. Onorevole, parliamo di questa mancanza d'acqua, di questa provocazione che il sindaco Miccichè ha voluto lanciare di restituire, il titolo di Capitale della Cultura. Ecco, il vostro impegno quale sarà anche al Parlamento, anche regionalmente?
Diciamo che purtroppo il problema dell'acqua non solo ad Agrigento ma oggi è un problema nazionale, quindi diciamo che affrontare questa tematica è veramente delicata e spinosa. Bisogna cominciare a capire come affrontare soprattutto il nostro territorio questa emergenza, perché è un'emergenza che io ricordo, ero piccolo e si parlava della mancanza d'acqua, oggi ho 43 anni, giugno faccio 43 anni Sì. e si parla ancora di questo problema emergenziale, quindi vuol dire che negli anni si è fatto poco o magari quello che si è fatto non è servito veramente a sostituire questa emergenza. Quindi diciamo che secondo me bisogna aprire un tavolo tecnico sia con la regione che a livello nazionale per materialmente capire se si devono costruire nuovi invasi, se bisogna aprire un dissalatore, cioè bisogna capire cosa bisogna fare, ma una cosa è sicura, una cosa è certa, intanto dobbiamo immediatamente capire sull'emergenza come intervenire e poi magari cominciare a fare dei progetti più strutturali. Ma oggi materialmente dobbiamo capire come affrontare l'emergenza che c'è oggi, e siamo ad aprile, ma comunque abbiamo un'estate davanti e come sappiamo non piove da mesi in Sicilia e quindi quello è un problema purtroppo che meteorologico non ci possiamo fare niente, nessuno può Ecco, il prefetto parlava di sequestrare i pozzi anche perché dico, le autobotti continuano a viaggiare, quindi ci sono delle riserve idriche. Io credo molto sia nella giustizia che sia nelle forze dell'ordine, quindi diciamo che nel loro lavoro, anzi io tifo per loro, quindi, e ogni giorno lavorano veramente per il bene di questo territorio, quindi saranno loro a fare i giusti sopralluoghi, le ispezioni e se ci sono delle illegalità e delle irregolarità naturalmente li sequestreranno. Il segretario provinciale del Partito Democratico Simone Di Paolo interviene oggi con questo videomessaggio che vi proporremo sugli attacchi mediatici che il centrodestra sta attuando da diversi giorni verso la parlamentare nazionale Giovanna Iacono e verso il segretario cittadino di Agrigento Nino Cuffaro, mirato a screditare il lavoro dei vertici del PD, in particolare quello al Parlamento, sui teatri monumentali che erano stati dimenticati dal governo Meloni e che sono stati inseriti invece grazie all'onorevole Iacono e a un suo intervento. Carissime democratiche e democratici della provincia di Agrigento, ho deciso questa mattina di rivolgermi a voi per riflettere insieme su quanto accaduto in queste ultime ore. Avrete certamente notato come la nostra comunità democratica, la sua classe dirigente migliore, sono state esposte in queste ore ad un attacco mediatico verbale che ha colpito il segretario cittadino del Partito Democratico di Agrigento Nino Cuffaro, l'intero circolo agrigentino e anche il segretario della federazione. Attacco evidentemente mirato a screditare il prestigio, l'autorevolezza della nostra classe dirigente, intimidendola con la speranza di ridurla al silenzio. La causa scatenante sembra essere stata l'iniziativa politica che il nostro partito ha assunto in questi giorni per rivendicare il lavoro svolto dai nostri rappresentanti parlamentari nazionali, in particolare dalla nostra deputata Giovanna Iacono, nell'aver denunciato come nel disegno di legge originario del governo di destra-centro per la valorizzazione del patrimonio teatrale italiano fosse completamente assente, dimenticato il patrimonio agrigentino. Questa iniziativa ha prodotto degli emendamenti del nostro stesso partito che hanno proposto l'introduzione fra gli altri anche dei teatri della provincia di Agrigento e successivamente questo emendamento è stato fatto proprio dalle commissioni parlamentari e inserito in un maxi emendamento che ha consentito l'approvazione di una legge che tenesse conto anche del nostro patrimonio teatrale. Questi atti sono facilmente riscontrabili nell'attività parlamentare di questi ultimi giorni e quindi non sarà difficile andarli a verificare. Evidentemente questa iniziativa politica ha suscitato una reazione furibonda che ha determinato
toni aggressivi in dichiarazioni e in articoli che noi abbiamo in queste ore denunciato e rimandato al mittente. La ragione evidentemente è un'altra: dà fastidio un partito democratico finalmente vivo e vitale, radicato sui territori, che sa alternare alla denuncia delle tante inefficienze e delle tante iniquità delle forze di centrodestra che continuano a ignorare questo nostro territorio, le sue enormi potenzialità di crescita e di sviluppo, e che restano del tutto indifferenti ai bisogni e alle necessità dei nostri comuni, alla capacità di proposta politica nell'interesse della costruzione di una alternativa forte allo sfascio prodotto dalle destre. Questa nostra presenza, questa nostra vitalità evidentemente dà fastidio, e quindi l'unico modo per attaccarci è quello di provare ad intimidirci e a ridurci al silenzio. Noi zitti non resteremo, continueremo ancora più forti a svolgere la nostra funzione di alternativa e di opposizione all'attuale sistema di governo che tiene in piedi Schifani a Palermo e Meloni a Roma. Continueremo ad alzare la voce fin quando gli agrigentini non capiranno che i loro bisogni passano dalla costruzione di un'alternativa forte. Noi lavoreremo per essere quell'alternativa e nessuno potrà ridurci al silenzio. Difficoltà di accesso alle cure, tempi lunghi per le visite specialistiche e altri disservizi che segnano il rapporto tra sanità e utenza, messe in evidenza nel sit-in a Palermo stamani davanti alla sede dell'assessorato regionale alla salute dai rappresentanti del Forum per la Sanità Pubblica. La corrispondenza da Palermo. La situazione è oltre il drammatico nella nostra provincia. Le liste d'attesa sono davvero in un numero esorbitante, si aspetta troppo tempo anche per le visite urgenti, ed è per questo che oggi siamo qua ancora una volta a protestare e chiediamo un incontro all'assessore Volo, perché vogliamo capire come realmente questa politica vuole porre fine a queste lunghissime liste d'attesa e quindi permettere che sia applicato quello che è l'articolo 32 della nostra Costituzione, quindi il diritto alla salute per le cittadine e i cittadini, che oggi ahimè viene negato. Siamo qua perché vogliamo dire alle cittadine e ai cittadini che siamo a loro disposizione. Come Forum Sanità Pubblica Palermo e Provincia siamo a disposizione di tutte e tutti per mettere in mora i direttori generali delle aziende ospedaliere. Le ricette infatti portano un codice nella prenotazione che distinguono dalle visite urgenti alle visite brevi, differite piuttosto che programmabili. Il tutto deve essere effettuato entro massimo 120 giorni, quindi 6 mesi. Quello che noi notiamo è che nella nostra provincia i 6 mesi non sono assolutamente rispettati, per cui saremo a disposizione dei cittadini per mettere in mora appunto i direttori generali e far sì che il cittadino che è costretto a rivolgersi al privato per potersi curare mandi il rimborso della visita effettuata all'azienda ospedaliera, quindi chiede il rimborso di quella visita che è stato costretto ad effettuare a pagamento. Questo dice la nostra Costituzione, questo dice la normativa. Lo Stato deve essere garante del diritto alla cura, del diritto alla salute in maniera gratuita per tutte le cittadine e tutti i cittadini, in maniera indistinta, e noi non ci arrendiamo a quella che è la privatizzazione, la commercializzazione della sanità. È per questo che oggi vogliamo sapere dall'assessore non soltanto come si intende smaltire quelle che sono tutte le liste nel pubblico, ma vogliamo capire cosa sta accadendo nel privato, dato che non è lecito saperlo, un privato che ha ricevuto la stessa somma, 25 milioni di euro, per smaltire le liste d'attesa. Si è celebrata ieri a Licata la giornata contro la violenza sulle donne, per non dimenticare, dai braccialetti rossi. Proviamo a raccontare questa iniziativa e quanto conta per chi, come te, donna, va in moto, partecipare a un momento in cui si dice no alla violenza contro le donne e anche più in generale alla violenza di genere.
Angela Incorvaia e sono una socia volontaria di Angeli in Moto della sezione di Licata. Risulta di fondamentale importanza perché questo progetto è nato dall'iniziativa di una volontaria di Angeli in Moto vittima di violenza. Questo progetto si prefigge di divulgare questa informazione per dire no alla violenza di genere, in particolare alla violenza sulle donne. Per tale motivo è stata organizzata una motostaffetta partita da Roma l'8 di marzo, oggi giunge qui a Licata, proveniva da Ragusa e poi proseguirà l'iter verso Trapani, Palermo, poi in Sardegna e si concluderà il 25 di novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne a Roma. Noi oggi siamo qui per sensibilizzare tale tematica, ma soprattutto per far sì che queste donne vittime di violenza si sentano meno sole. La violenza non è solamente violenza fisica, violenza mentale, psicologica, violenza economica e quindi solamente attraverso quello che è un contributo collettivo è possibile allontanare questa problematica. Assessore Sitibondo, la presenza oggi degli Angeli in Moto fa ottenere due risultati: intanto il no alla violenza di genere, alla violenza contro le donne, e poi anche un momento di promozione della città perché questi motociclisti arrivano da tutta la Sicilia. Eh sì, è proprio così, noi da qualche giorno ospitiamo il casco rosso presso la nostra biblioteca comunale. Il casco rosso è simbolo di stop alla violenza di genere e noi ci siamo e quindi difendiamo questo diritto. Ringrazio l'associazione Angeli in Moto per aver dato anche a Licata l'opportunità di fare parte di queste diverse tappe per ospitare il casco rosso e sì, anche questo si rivela un momento di ospitalità e di accoglienza perché tanti sono i motociclisti che stanno partecipando e che oggi visiteranno grazie ad altri volontari i siti, il museo e quant'altro per godere appieno delle bellezze della nostra città. Sì, sono Orazio Raciti, responsabile dell'associazione Angeli in Moto della regione Sicilia. Sì, questa iniziativa è un'iniziativa che parte da Roma l'8 marzo e si concluderà il 25 di novembre, giornata contro la violenza sulle donne, che si concluderà a Roma con la consegna del nostro testimone, il casco, appunto il casco rosso. Si concluderà a Roma con la consegna del casco al Quirinale presso il nostro presidente Mattarella. Il rosso ovviamente rappresenta il no fermo, deciso alla violenza sulle donne. Esattamente, è il nostro dire no alla violenza. Parliamo di violenza di genere, quando parliamo di violenza non parliamo solamente di violenza sulle donne, quindi questo ci tengo a precisare. Si parla molto di più di violenza sulle donne, questo è senza ombra di dubbio, però il nostro obiettivo per il 2025 sarà quello di ampliare un po' il progetto Caschi Rossi o comunque accorpare un altro progetto a esso, in modo che si possa, come dire, un po' diversificare e ampliare il tutto. Questa è una staffetta che nasce come una campagna di sensibilizzazione, come diceva appunto sta facendo il giro di tutte le sezioni d'Italia, che sono all'incirca 53 sezioni territoriali in tutta la nazione. Nulla. Canicattì al centro del dibattito sul futuro di un intero comparto. Ieri 7 aprile, in occasione dell'evento Uva da tavola, cambiamenti e sinergie, le interviste. Io rappresento appunto l'associazione Uva da tavola siciliana, che è stata costituita nel giugno del 2021 con l'obiettivo di rappresentare il valore della coltura del comparto, ma anche i problemi. Abbiamo avuto a questo proposito un'annata terribile, quella del 2022, ne abbiamo parlato l'anno scorso in una manifestazione sempre in questa sede. Nell'incontro di oggi il fatto secondo me nuovo e sostanziale è che diversi soggetti importanti della filiera si trovano insieme a confrontarsi. Questo è l'aspetto davvero importante, perché a provare a fare rete. Bene, la giornata di oggi ci porta tutti insieme qua appunto a Canicattì per creare quella sinergia, quell'unione che ci deve essere da promotore per portare avanti la nostra produzione siciliana. L'aggregazione è quella di unirsi tutti insieme in un unico tavolo e creare delle nuove tendenze, delle nuove idee che possono portare soluzioni a quella che è oggi la crisi del nostro comparto e migliorare quello che potrebbero essere la parte economica e redditizia dei produttori.
Tutto insieme oggi abbiamo realizzato quello che potrebbe essere il futuro, e quindi l'aggregazione e quindi l'innovazione anche a livello varietale, a livello di conduzione, è quello di portare avanti il nostro territorio, farlo conoscere in modo unico per poter superare questa crisi. Oggi per Canicattì è un giorno importante. Per la prima volta scendono le massime rappresentanze del mondo dell'uovo da tavola, i GP di Puglia, i GP di Mazzarrone e i GP di Canicattì, assieme all'associazione dell'uovo da tavola e il CUT. Ahimè, devo dire che Canicattì ha pochissimi soci. Io voglio fare un invito a tutti gli imprenditori della provincia di Agrigento, di Caltanissetta, sempre nel mondo dell'uovo da tavola. Cambiate idea per fare impresa. Investite sul sociale. Oggi il Consorzio IGP è l'unico strumento che può dare visibilità alla nostra uva, a marchio IGP, che un giorno potrebbe essere un valore aggiunto, perché tanta gente quando acquistano la frutta vanno sempre alla ricerca del marchio IGP. Un nuovo punto vendita dell'azienda fornitrice di energia elettrica e gas Ecogreen è stato inaugurato ieri a Siculiana, è il primo della nostra provincia, presente anche Marcello Giavarini, fondatore dell'azienda. Marcello Giavarini è qui a Siculiana per inaugurare il primo punto vendita di Ecogreen, il primo di una lunga serie che in provincia di Agrigento saranno aperti. Esatto, sì, questo come potete vedere è il primo punto Ecogreen della provincia di Agrigento, anche se l'azienda l'Ecogreen è nata a Milano, però tiene sempre e mantiene un cuore in Sicilia, cioè per noi la Sicilia, ma in particolar modo la provincia di Agrigento è sempre nelle nostre corde, nella nostra natura. Abbiamo dei progetti in merito, degli investimenti che sono appunto nella provincia di Agrigento con delle comunità energetiche rinnovabili. Questo consentirà alle famiglie nell'Agrigentino e in Sicilia di avere un maggiore risparmio sulle bollette. Il nome Ecogreen da cosa scaturisce? Beh, abbiamo preso green, che è la parte appunto di natura, egro io dal latino, quindi io diventerò green, che è la transizione energetica che si sta portando avanti negli ultimi anni. D'altronde col mercato che viene liberalizzato, diciamo, la vostra sarà un'offerta sicuramente importante anche da un punto di vista commerciale. Esatto, adesso la liberalizzazione del mercato consente alle agenzie e alle società come le nostre di operare in tutta Italia. Però ripeto, per la provincia di Agrigento e in Sicilia le condizioni sono vantaggiose rispetto a tutta l'Italia. Quindi diciamo facciamo un invito a chi ci ascolta, ai tanti telespettatori, di prendere in considerazione questa nuova offerta alternativa, diciamo, a quella di mercato. Esatto, quindi potranno trovare quanto prima, questo è il primo nella provincia di Agrigento, ne seguiranno altri ad Agrigento, Licata, un po' dappertutto, quindi potranno andare benissimo negli store dove saranno seguiti, non col teleselling che chiameranno, poi non li riesce a trovare, invece direttamente nello store una famiglia può andare e chiedere sempre spiegazioni sulla bolletta. Questa è la nostra politica, la filosofia, a contatto sempre con le persone, con le famiglie. A Siculiana questo nuovo punto vendita di Ecogreen della famiglia Giavarini? Allora, noi puntiamo molto su questa attività perché siamo un'alternativa con altri come l'energia, pensiamo di poter portare avanti una buona clientela perché Siculiana aspetta di poter conoscere le nuove alternative alla luce tradizionale. Non solo luce ma anche gas? Sì, forniamo anche il gas, offriamo tutta la consulenza tutti i dubbi che possono esserci nella lettura delle bollette, in qualsiasi problema si possa verificare. Ovviamente si parla anche di risparmio tariffario. Assolutamente, siamo molto competitivi rispetto ad altre società, basta portare una bolletta per accorgersi che la differenza c'è. Pertanto vi invitiamo a venirci a trovare qui a Siculiana. Questo nuovo punto Ecogreen sicuramente vi farà
ricredere sulle nuove tariffe. Grazie. Grande partecipazione al Day Zero, l'evento propedeutico al Messina con Per tutta la domenica la Villa Dante di Messina è stata animata dal Messina Con Day Zero. Ma io già vedo il personaggio, è di nuovo, Una prova generale prima della Fiera del Fumetto Messinese in programma per il 30 agosto e il 1 settembre al Pala Cultura. Fumetti, cosplay, mostre, giochi, ma soprattutto allegria e partecipazione. Tante famiglie con i bambini, ma non solo, che hanno approfittato della bella giornata per passare del tempo in una delle belle ville messinesi per stare all'aria aperta e godere dell'animazione portata dall'associazione Stretto Crea. Successo e partecipazione quindi per l'evento a Villa Dante, il Day Zero, con cui Stretto Crea, con la partecipazione del Comune di Messina, ha aperto il calendario 2024 delle attività ideate dall'associazione. Qui a Villa Dante con l'associazione Stretto Crea, che ha deciso di organizzare un altro anno quello che è stato il raduno cosplay dell'anno scorso, ma stavolta integrandolo in quello che è il primo Messina Con Day Zero che portiamo a Messina. Il Messina Con, ormai per chi ci segue, è arrivato alla sua 7ª edizione quest'anno, che sarà il 30 e 31 agosto e 1 settembre al Pala Cultura, e questo evento è proprio propedeutico per quello che sarà l'evento vero e proprio di fine agosto e inizio settembre. Ma è un evento che apre il ciclo di eventi qui a Messina per tutto l'anno. Infatti oggi era una giornata dedicata principalmente al mondo del cosplay e del fumetto, mentre ora il 23 aprile abbiamo alla Chiesa della Santa Maria di Manna un'esposizione d'arte nominata Cerbero a cura di 3 artisti messinesi. Successivamente il 17 maggio ci sarà la seconda edizione degli Stretto Games al Pala Cultura, questa invece è più incentrata sui giochi da tavolo, giochi di ruolo e videogiochi. Poi ci prendiamo una pausa per l'estate proprio per tenerci pronti per il Messina Con 2024, che si terrà 30-31 agosto e 1 settembre. Successivamente 11 e 12 ottobre ci sarà lo Stretto Art, questa volta una 2 giorni dedicata alla cultura, diciamo, in senso più strettamente riconosciuto, quindi arte e letteratura. Poi andiamo a ottobre, a fine ottobre, dove ci sarà la mostra di Batman invece, che con ogni probabilità sarà nelle sale comunali, per finire a fine dicembre e chiuderemo l'anno col Vallo del Ceppo dedicato al mondo di Harry Potter. Le persone sono venute, la risposta è stata molto positiva, le persone sono contente di poter tornare a respirare questo tipo di eventi in città, e questa è la cosa più importante per noi. Al via stamani la Fortitudo School Cup, che si è svolta al Pala Moncada di Porto Empedocle e che ha visto la partecipazione di 4 istituti agrigentini, il Leonardo di Agrigento, il Classico Musicale Empedocle, il Politi e l'Istituto Superiore Crispi di Ribera, uno spettacolo di sport, fair play e sano divertimento. Ascoltiamo i partecipanti. Il Cup è stato vinto dall'Istituto Leonardo di Agrigento. Oggi un'interessante manifestazione si ripete alla Fortitudo School Cup, che vede in campo tantissimi ragazzi di 4 istituti della provincia di Agrigento. Sì, devo dire la verità, questa credo che sia la 7ª edizione ufficiale. Siamo contenti perché secondo me è uno dei più bei eventi che ci sono qui in Sicilia. Come ho detto tante volte, spero che riusciamo a esportarlo nelle altre province e di fare una School Cup Sicilia che coinvolga un po' tutta la regione. Lo spero, perché secondo me è un bellissimo evento. Un evento a cui partecipano diverse scuole dell'Agrigentino. Sì, quest'anno per la prima volta abbiamo una scuola al di fuori di Agrigento, che è Ribera, è una scuola che è fuori di Ribera. Speriamo di averne altre in futuro e che la manifestazione si ingrandisca e diventi un punto di riferimento della provincia, ma soprattutto della regione. Ecco, può rappresentare un ottimo vivaio per la squadra maggiore un domani? No, vivaio non lo so, comunque è una bella pubblicità per la pallacanestro in generale. Sono un po' tutti i ragazzi che giocano nei vari settori giovanili, quindi non so se aumenterà, però magari può aumentare i tifosi del basket, e ce lo auguriamo tutti, insomma. Come valuta questa iniziativa? L'iniziativa è molto bella, io sono nuova in questa scuola, so che l'hanno fatta, è iniziata 7 anni fa, e c'è un'atmosfera bellissima che è quella che per i giocatori è la più bella.
Quindi ritiene che sia una cosa, diciamo, importante sia per la scuola che per i ragazzi, no? Molto, tra l'altro mi pare che sia il primo anno che è stato aperto anche alla provincia, c'è una scuola in Ribera, quindi è una bellissima iniziativa indubbiamente. Ecco, una valutazione su questa iniziativa, quanto è importante sia per l'istituto che per i ragazzi? Allora, è un'iniziativa che come ogni anno noi cerchiamo sempre di fare la nostra parte, è importantissima perché i ragazzi la sentono tanto, anche perché è un momento di socializzazione e di incontro con le altre scuole. Partecipiamo, noi siamo una scuola che partecipiamo, non abbiamo una base di pallacanestro, però onoriamo ovviamente lo sport in generale e quindi cerchiamo di fare la nostra parte, anche se sempre non va molto bene. Quindi la ritiene un'esperienza bella, dico? Sì, in ogni caso è sempre una bella esperienza, i ragazzi sono motivati a farla, ci tengono tantissimo, anche se i risultati magari non sono della nostra, però riusciamo ad... L'importante è partecipare. Ecco, con il vecchio motto di De Coubertin, infatti. Ecco. Questa è la prima volta, il primo anno che la vostra scuola partecipa a questa Fortitudo Cup School, ecco, una sua valutazione e quanto può essere importante anche per i ragazzi? Allora, per noi sicuramente sarà un'esperienza importante, è il primo anno, ci hanno invitato, con la Fortitudo noi abbiamo fatto delle attività di PCTO gli altri anni, abbiamo mostrato interesse, quest'anno ci hanno invitati con grande piacere e partecipiamo con entusiasmo. Qua l'ambiente è fantastico, c'è molto entusiasmo, i ragazzi sono alle stelle, si divertono, speriamo sia una bella esperienza anche per noi. Quindi la ritiene una cosa utile questa? Ah, sicuramente, avvicinare il ragazzo allo sport sicuramente è utile, le allontana da altre situazioni, diciamo, non belle. Linea alla regia per la pubblicità. L'Acragas ha pareggiato ieri in casa con la squadra dell'Acireale per 1-1. È un risultato importante per la permanenza nella Serie D Girone I, un pareggio agguantato in extremis dall'Acragas grazie a una rete di Rechichi. Ce ne parla meglio Carmelo Lentini con le interviste. Un forte diagonale del difensore Rechichi, a meno di un minuto dalla fine della gara, regala all'Acragas un pari che ha solo un significato: salvezza raggiunta. La sfida con la Cireale è stata molto equilibrata a centrocampo, specie nel primo tempo, con i rispettivi portieri inoperosi a svolgere un normale lavoro di ordinaria amministrazione. Vittoria invece mancata per la Cireale? Probabilmente sì, perché incassare la rete del pari nel penultimo minuto di recupero, dopo 7 assegnati dall'arbitro, fa veramente male, ma ciò non preclude la corsa ai playoff che rimane sempre aperta per le aspettative del tecnico Sasamarra. Ripartendo dall'inizio si deve attendere il 26esimo per assistere ad un primo tiro in porta della gara. È Di Mauro che dal limite sferra un fentente che fa correre i brividi al portiere acese Zizzania. Poi un paio di occasioni propizie per la Cireale. Al 29esimo Cicirello, molto mobile, cerca di incunearsi in aria, ma viene colto in fuorigioco. Al 39esimo Montaperto, a tu per tu con il portiere sorrentino, non riesce a superarlo con un pallonetto. Ed è sul risultato di parità che si va dentro gli spogliatoi. Nel secondo tempo invece la gara diventa più vivace, con entrambe le squadre che lottano a denti stretti per accaparrarsi l'intera posta in palio. Ad andare più vicino al vantaggio è proprio la squadra di Marco Coppa. Al 48esimo il portiere acese Zizzania respinge con bravura un tiro di ravvicinato di Litteri, mentre al 50esimo un forte e teso diagonale di Liga lambisce il palo. Ma quando meno te l'aspetti ecco arrivare il vantaggio della Cireale, contropiede acese con Cicirello, che entra in aria, pallone che va a cozzare contro il braccio di Garufo. Per l'arbitro è penalty. Da sottolineare che proprio in un'azione precedente, per una trattenuta sul Litteri in area acese, non viene concesso un contestato calcio di rigore. Corre il 62esimo dagli 11 metri, trasforma lo stesso attaccante Granata tra l'esultanza dei propri tifosi assiepati in gradinato. Un gol che sembra tagliare le gambe ai generosi calciatori biancazzurri,
che invece a testa china iniziano ad operare un pressing asfissiante. A togliere le castagne dal fuoco però era sempre il portiere Zizzania, che al 71esimo rischia di capitolare uscendo a vuoto con Litteri che non ne sa approfittare. La tensione è alta, l'Acregas continua a spingere e al 90esimo un colpo di testa di Grillo viene respinto dallo stesso portiere Zizzania con un eccezionale colpo di reni sopra la traversa. L'arbitro assegna 7 minuti di recupero e quando sembra tutto segnato per i colori biancazzurri, ecco il gran gol di Rechichi al 97esimo. Io oggi ho voluto parlare proprio per questo, perché finalmente un tanto sudato ma meritato obiettivo raggiunto, che oggi abbiamo matematicamente la salvezza, per cui noi società abbiamo mantenuto la promessa fatta ai tifosi, al pubblico, a chi ci segue. Purtroppo io oggi voglio fare un appello all'amministrazione comunale di cui ho fatto parte. Sono dispiaciuta dei bandi persi, però adesso aspetto, visto che hanno ritirato, come molti di voi sapranno, il bando per la gestione dello stadio, l'hanno ritirato in autotutela perché non era un bando adatto a quello che noi dobbiamo fare. Per cui li invito a pubblicare in tempi rapidi un nuovo bando, in modo che noi possiamo partecipare e programmare un campionato diverso l'anno prossimo, che sia un campionato che non ci veda più consolidati in Serie D, perché già lo siamo, che sia un campionato che possa averci protagonisti. Per cui io, da ex assessore, parlo al sindaco Francesco Miccichè, parlo all'assessore Piparo: per favore, per noi società ma anche per tutta la città calcistica, non perdiamo più tempo, vogliamo un bando pubblicato, un bando che possa essere consono a fornirci gli strumenti di lavoro per portare il calcio e il blasone agrigentino nelle categorie che meritano. Io non vorrei inviare un'altra PEC e renderla pubblica come ho fatto la prima volta, perché il sindaco mi ha dato la sua parola e io voglio credere nella parola del sindaco. Per cui è un appello che faccio io, ma in questo momento penso che rappresento non solo la società ma tutta Agrigento calcistica, quindi di fare in fretta e di darci la possibilità di esprimere lo sport a livelli buoni. Stiamo anche investendo nei giovani, abbiamo visto oggi che hanno giocato i ragazzi, vogliamo creare le scuole calcio, quindi dare l'opportunità, visto che in questa città non ci sono molte alternative, di fare sport. Lo sport, come ho sempre detto, svolge una funzione sana per i ragazzi, perché li educa a saper vincere, li educa a saper perdere, gli insegna un po' la vita, perché lo sport, il calcio non è solo un gioco, non è solo uno sport. Il calcio è tante cose, è aggregazione e socialità. Vediamo come i tifosi ci tengono, come sostengono i nostri colori, e quindi che sia capitale dalla cultura, ma sotto tutti i punti di vista, anche quello sportivo. Ci mancano le strutture, fate in modo e dateci la possibilità di portare avanti questa squadra. No, il significato è enorme. Io intanto voglio parlare della partita, come ha detto lei, perché credo che non sarebbe stato giusto uscire oggi con una sconfitta, perché è vero che quando si gioca bene si può anche perdere, però se c'è stata una squadra forse superiore rispetto all'altra oggi, il mister Mar non me ne voglia, però credo che sia stata l'Acregas, forse anche perché aveva più motivazioni, però nell'economia del gioco, nell'economia dell'intera gara, credo che l'Acregas abbia fatto di più. Ma è il Taccuino che parla. Sì, a prescindere dal taccuino, però a me piace guardare le partite, no? Mi piace guardare le partite belle. Noi abbiamo giocato sicuramente altre volte molto meglio, però oggi la tensione era alle stelle, però avevamo il predominio anche oggi della gara e per me questo è importante, questo è determinante. E poi quanto vale è inutile dirlo, vale personalmente tantissimo, però io non lo faccio per così falsa umiltà, ma lo dico sul serio, vale tantissimo per i ragazzi dentro lo spogliatoio, perché questi ragazzi hanno fatto dei sacrifici enormi e mi dispiace tantissimo che tanti non sanno i sacrifici di questi ragazzi e che abbiano dato per scontato che questa squadra dovesse ottenere questo risultato. Questa salvezza è arrivata in maniera matematica oggi, forse è arrivata virtualmente 2 settimane fa, però non era scontato e quindi io voglio dire grazie ai ragazzi, perché è stato splendido stare con loro, lavorare con loro e lavorare per loro, perché io mi sono soltanto messo a disposizione loro.
da un punto di vista personale, per cui per me è la più grande gratificazione oggi finire così. Le sensazioni che si vivono dalla tribuna sono le stesse le sensazioni che si vivono anche nei panchini. Quel calcio di rigore, che sensazione è stata in quel momento? In quel momento ha tagliato a tutti le gambe, perché qualsiasi cosa potevo aspettarmi, forse che non riuscissimo a fare gol, ma non potevo mai pensare ancora una volta di passare in svantaggio, ancora una volta con un calcio di rigore contro. E quindi in quel momento ha tagliato le gambe a tutti. Io non posso fare altro in quel momento che continuare a dire ai ragazzi di crederci, perché è la cosa più importante, credo nella vita in generale, e poi tentare di fare qualche mossa che potesse dare una svolta a questa partita. Come ho sempre pensato che i cambi sono determinanti, anche oggi lo sono stati, abbiamo raggiunto questo risultato del pareggio che credo che sia davvero giusto. Congratulazioni al Trapani Calcio per la promozione in Serie C, un successo giunto al termine di un campionato condotto senza neanche una sconfitta e dopo la sfida con l'altra squadra siciliana, protagonista di un ottimo torneo, il Siracusa. Il ritorno tra i professionisti è un traguardo che premia la capacità di programmazione di una società ambiziosa che per le sue capacità gestionali e l'apertura ad altri sport come il basket rappresenta un esempio per la Sicilia. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Renato Schifani in merito alla promozione nel campionato di Serie C del Trapani Calcio. E sempre in tema di calcio vediamo una panoramica sportiva sui risultati curata da Carmelo Lendini. Questi invece i risultati del turno di campionato della Serie D Girone I. Il Real Casalnuovo ha perso in casa con il Reggio Calabria per 0-1, Canicattì Nuova Igea 4-1, Castrovillare San Luca 2-1, Città di Sant'Agata batte Licata 3-0, Locri San Cataldese 2-1, gara giocata sabato. Il Ragusa ha vinto col Portice per 4-0, il Trapani e il Siracusa si stanno affrontando questa domenica a partire dalle ore 20:30. Hanno riposato Gioiese e Vibonese. In eccellenza Girone A, la Nissa si conferma sempre più vicina al traguardo finale della Serie D. La compagine biancoscudata ha infatti vinto sul campo della Folgore e guadagna ulteriore terreno grazie al concomitante pari esterno della Profavara a Marineo. Incredibile vittoria esterna dello Sciacca che così consolida il quarto posto in classifica. In promozione Girone A, ecco è arrivati i responsi finali. Il San Giorgio Piana è promosso in eccellenza, mentre ai playoff andranno Città di San Vito Lo Capo che si è classificato al secondo posto, la Parmo Valle che si è classificato terzo e Marsala quarto. L'Iccarenza è retrocessa direttamente in prima categoria, mentre Giardinellese ed Empedoclina disputeranno i play-out. Quest'ultima squadra marinara andrà a disputare il play-out sul campo della Giardinellese, in quanto proprio nell'ultima giornata ha scavalcato l'Empedoclina in classifica generale, andando a vincere ad Alcamo per 0-2. L'Empedoclina invece non è andata al di là del pari a Casteltermini per 2-2. La Profavara pareggia in trasferta con la squadra del Marineo per 1-1. Ce ne parla Giuseppe Moscato. La Profavara non va oltre il pareggio contro un Marineo concreto che riesce con merito a fermare la seconda forza del campionato di eccellenza Girone A. La squadra di mister Gaetano Catalano ha cercato di fare sua l'intera posta, ma si è dovuta arrendere davanti ai padroni di casa che hanno giocato una gara praticamente perfetta, con una difesa ben messa e un centrocampo che ha saputo impostare il gioco, offrendo agli avanti diverse occasioni da gol. Ed è stato proprio il Marineo ad andare in vantaggio al nono del primo tempo con Senè, costringendo la Profavara ad inseguire e a rincorrere il risultato, sbilanciandosi spesso in avanti e rischiando in qualche occasione di subire il raddoppio da parte dei padroni di casa. La Profavara riagguanta il risultato al 25esimo con Vizzini, servito dalla Piana. Il secondo tempo vede i ragazzi di mister Catalano proseguire la loro azione alla ricerca dei 3 punti. Ci provano Marino, La Piana e Ficarrotta, ma il portiere Passaro fa buona guardia e anche gli straordinari.
Un punto che muove la classifica e permette alla Pro Favara, vista la sconfitta del Mazara 46, di aumentare il distacco sulla terza e puntare direttamente alla fase nazionale dei play-off, evitando l'insidiosa fase regionale. Ma sentiamo le interviste a Mister Catalano e a Luca Ficarrotta realizzate da Valentino Sucato. Credo che abbiamo disputato un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, abbiamo giocato anche bene a calcio, abbiamo creato tanto, non l'abbiamo sfruttato, poi su un errore nostro abbiamo subito il gol. Potevamo subire anche il secondo, forse sul palo, però devo dire che la partita l'avevamo sempre in pugno, cioè nel senso nella gestione, sapevamo che era una partita difficile, è una squadra Marineo che si chiude dietro, abituata a fare questi campionati, lascia poco spazio e poi riparte, però devo dire che complessivamente l'abbiamo gestita abbastanza bene, non abbiamo sfruttato secondo me diverse occasioni avute, però alla fine il risultato penso che sia giusto per entrambi. Mister, 9 punti dalla Nissa, ormai campionato praticamente chiuso, per voi la favola non si chiude, anzi si spera e si pensa che potete fare bene. Cosa bisogna fare da questo momento in poi? Ma noi sapevamo già che il campionato era chiuso, non adesso, ma già anche prima della sosta, perché 7 punti recuperarli in 4 partite era molto difficile e così è stato. Noi, quello che dico ai ragazzi, noi dobbiamo cercare di finire il campionato nel migliore dei modi, cercare di evitare i playoff, credo che ormai ci siamo quasi perché la Mazzarese ha perso e quindi abbiamo conquistato, abbiamo recuperato, avuto un punto in più adesso in classifica e poi nel mese di maggio prepararci per queste fasi finali che per noi sono importantissime. Siamo con Ficarotta, un Favara che ce l'ha messa tutta però non è riuscita a vincere, probabilmente qualche disattenzione nella costruzione del gioco, un po' di sfortuna, ma il Marineo è stato sicuramente come sempre con le grandi una grande. No, certo, il Marineo ha fatto la sua partita, noi altrettanto. Abbiamo avuto 2 settimane di sosta dove abbiamo caricato un po' perché è giusto così. Noi giochiamo per come abbiamo sempre giocato, per vincere. Ovviamente non tutte le partite le riesce a vincere, abbiamo fatto un buon punto, ce lo portiamo a casa e pensiamo alla prossima. Dove si è sbagliati? No, ma non si è sbagliato su niente, noi abbiamo costruito, abbiamo avuto le nostre occasioni, giustamente siamo anche un po' stanchi, quasi a fine campionato, dobbiamo rifiatare. Ti ripeto, noi ci portiamo un punto a casa che per noi è fondamentale e va bene così. E a questo punto 9 punti dalla Nissa. No, ma ormai il campionato si era già chiuso molto prima, giustamente a 7 punti non possiamo credere alle favole. Congratulazioni alla Nissa, noi andiamo avanti per la nostra strada, pensiamo solamente a finire questo campionato in buon modo e poi andiamo a fare i playoff nazionali. La Fortitudo Moncada torna a vincere al Pala Moncada nella partita di ieri contro il Bologna per 81-79 e fa ben sperare per la rimanenza nella serie attuale ed evitare retrocessioni. In merito abbiamo sentito oggi il dirigente sportivo Christian Maier sul momento che sta attraversando la squadra, l'intervista. Ecco, parliamo della squadra, non posso che non farti una domanda, tu sei il direttore sportivo, una squadra che quest'anno insomma è stata poco brillante, però ieri abbiamo vinto e può essere che questo mantenga la posizione che abbiamo attualmente. Questo non lo so, la squadra quest'anno abbiamo avuto tantissimi problemi di svariata natura, è stato un anno difficilissimo, forse l'anno più difficile che io ricordo della gestione Fortitudo e niente, purtroppo questi anni capitano, speriamo che i ragazzi ora riescano a trovare un po' di tranquillità, di serenità, perché quest'anno credo che abbiamo fatto forse 6 partite al completo, quindi questo è un dato oggettivo, non siamo mai riusciti a trovare continuità né con i giocatori né durante l'arco di una partita stessa, quindi tante difficoltà e niente. C'è stato anche un cambio di allenatore, ecco. C'è stato un cambio di allenatore, un ritorno, cose molto strane per noi, siamo stati sul mercato da ottobre senza riuscire a fare niente di estremamente importante, non solo noi, penso tante altre società erano sul mercato, quindi anche più blasonate, hanno avuto molte difficoltà. Probabilmente si dovranno rivedere alcune cose, non lo so se la federazione e la Lega
possono essere interessate a rivedere un po' queste cose qui, ma le regole sono uguali per tutti e quest'anno è stato difficile, abbiamo sbagliato alcune cose ovviamente, però come è successo forse qualche anno fa cercheremo di ricominciare più forti di prima. Ecco, questo non toglie, diciamo, la voglia di rimanere in questa serie ovviamente e continuare, no? Il Presidente ha fatto un'intervista un paio di settimane fa, 10 giorni fa, e credo che abbia ribadito l'intenzione da parte della proprietà di continuare, anzi di provare a migliorarsi. Certo c'è bisogno di tutti, del territorio, degli sponsor, di qualsiasi cosa, del pubblico, degli abbonati, di tutti, perché una realtà come quella di Agrigento purtroppo ho l'impressione che se ne capirà l'importanza quando forse un giorno non ci sarà più, quindi mi auguro che gli agrigentini e tutti gli sponsor qua della provincia capiscano l'importanza di avere una città, una società che partecipa a dei campionati importanti a livello nazionale. Noi ce l'auguriamo che la Fortitudo continui a dare il suo contributo, il suo impegno non solo ad Agrigento ma anche nello sport. Ecco, chiudiamo con un appello, Christian. No, io non faccio nessun tipo di appello, faccio solo l'appello al buonsenso da parte di tutti e di essere tifosi. Stiamo vicini alla squadra, ecco, mi riferivo a questo in questa fase di campionato per evitare la retrocessione. La retrocessione, anche questo è un discorso molto complicato da fare perché anche quest'anno il regolamento è cambiato, la formula è cambiata e questa è un'altra difficoltà su cui programmare. Da un giorno all'altro eliminano gli under, cambiano le regole, è complicato stare appresso a tutte queste cose qui e fare delle programmazioni. Una società come la nostra non può fare grandissime programmazioni perché economicamente poi tanti giocatori non riusciamo a mantenerli, dobbiamo sempre fare molte scommesse e le scommesse durano 1 anno, 2, massimo 3 e quindi non possiamo fare programmazione a lunghissimo termine, però se ci fosse un po' più di chiarezza nelle regole sarebbe più semplice forse per noi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming in tutto il mondo su televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e replica la mattina alle ore 9 e sul canale visibile in tutta Italia LCN 268. Vi auguriamo una buona serata.